Allora, qui nel giardino di Babilonia, a questo punto, ti rubo subito la battuta, Andrea Pennacchi a Venezia. Come stai, Andrea? Bene, grazie. Allora, perché Andrea Pennacchi a Venezia? Perché Welcome Venice, alle giornate degli autori, il 9 settembre arriva in sala. È una storia, possiamo dire, se ti dico una Caino e Abella alla Veneta, come me la vedi? Come me la giudichi? Non mi dispiace. Come sintesi. È abbastanza calzante, è una lotta tra fratelli che quindi come tale è antichissima e contemporanea al tempo stesso, per cui sì, esatto. Io l'accetto. Raccontiamo la trama brevemente. Welcome Venice, che il titolo poi in inglese è un paradosso perché è proprio un film in realtà glocal, io amo definirlo, no? Perché è proprio global e local, tra due fratelli. Uno è Paolo Piero Bon, che è diciamo più tradizionalista e addetto anche alla pesca delle moeche. L'ho detto bene? Moeche. Spero di sì, che da trentino io sulle moeche non sono. E l'altro invece è Andrea, che è il fratello che vede invece nel turismo, nell'evoluzione di Venezia una possibilità. Quindi sono due mondi che collidono. Com'è stato innanzitutto scontrarsi con Paolo Piero Bon, che è un altro grande attore con cui non vi eravate mai incrociati? O no, è stata una bellissima esperienza perché Paolo è molto bravo, sì. Poi quello insomma fa sempre piacere quando giochi con uno bravo, di riflesso diventi un po' più bravo anche tu. E poi si è rivelato anche, non lo conoscevo, quindi una bella persona e a me piace molto questa cosa. Avete fatto un tridente veneto però, esatto, sì, tu Padova, lui Castelfranco Veneto con poi Girè. E poi Andrea Segre, il regista, che Padova. Però, con cui tu hai lavorato 10 anni fa la prima volta, forse con Io sono lì. Sì, con Io sono lì. 10 è stata la prima cosa, noi ci conoscevamo già da prima, però sì, quella è stata. Com'è stato il set? Poi set abbastanza. Allora, dal punto di vista tecnico abbastanza tormentato perché c'erano i problemi collegati al Covid, ovviamente. E in più perché effettivamente Venezia da un punto di vista tecnico presenta delle difficoltà notevoli, però proprio per questo diciamo Venezia compensa con la sua grandissima bellezza, con il fatto che eravamo in questa zona di Venezia che è la Giudecca, in cui si svolge principalmente tutta l'azione, che è splendida, viva, ancora molto forte la presenza locale vera, e quindi è stata una bellissima esperienza, faticosa ma bella. La presenza locale vera che dicevi tu è proprio uno dei temi, no? Nel senso che ne parlavo anche con Paolo, il rischio che poi Venezia rimanga una scenografia meravigliosa con dentro nulla. Tu come la vedi? Diciamo, è uno dei sottotesti forti. Esatto, è anche uno dei temi del film sostanzialmente, questa cosa per cui Venezia diventa, e abbiamo visto di recente tutta la polemica delle navi, anche le grandi navi, ma anche gli stilisti che vengono, si prendono una piazza, o i grandi cinema americani, i grandi film americani che si affittano Piazza San Marco, e rischia di diventare una scenografia. Poi ovvio i soldi fanno comodo, non discuto, certo. Non sto facendo il francescano, però è vero che sarebbe un pericolo, perché comunque Venezia ha una sua vita tuttora, insomma, che è in difficoltà, che arranca, ma ce l'ha. Ed è proprio il tema del film, è uno dei temi. Venice poi è molto divertente questa cosa che il titolo è in inglese, perché poi in realtà no è tutto. Ma il Poiana cosa direbbe invece di Venezia? La vediamo o Poiana c'ha poco a che spartire con Venezia, diciamo. Sì, lui la vede un po' come l'antico Veneto che nel Settecento, quasi la decadenza, esatto, ricchi intellettuali decadenti non interessano. Lui c'ha il capannone, c'ha le sue cose da fare. Senti Andrea, noi ci eravamo visti tra l'altro via Zoom questa primavera parlando del Vincodino. Mi piaceva anche fare una riflessione sul tuo percorso, no? Perché alla fine è stato e continua a essere un bel viaggio. Poi il Poiana ti ha dato un altro tipo di visibilità, però insomma quant'è cambiata poi la tua, non dico la tua vita, però comunque la carriera, nel senso che è cambiata, perché sai, ma il Poiana ti ha chiesto Sky per e glieli la do, visibilità, glieli do regolarmente, devi passarli un po'. Per forza, se no quello viene e mi spacca la macchina con le chiavi inglesi. No, è cambiata tanto, dico una banalità, però è una banalità vera. Effettivamente quando cominci ad andare in televisione, quando cominci ad avere quel tipo di visibilità, è ovvio che all'improvviso, tra l'altro, cosa mi fa molto ridere, all'improvviso diventi un genio.
mi fa molto ridere, ci sono persone adorabili che mi mandano dei messaggi dicendo che bravo, finalmente, un attore veneto che mi piace, anche dal resto d'Italia. No? E poi mi dicono, fino adesso dov'eri? Eri nascosto. Io scherzando dico ero al bar, perché Esatto. è vero che finché puoi aver fatto tutte le date teatrali del mondo, ma finché non vai in televisione... Sì. E poi dopo il mondo si spacca in due, quelli del ma come? Ma io lo conoscevo già Certo. ai tempi della scuola materna che faceva le cose. Come no? si è fatto commerciale adesso, dovevi vederlo prima. Adesso fa delle cose per il grande pubblico. Senti Andrea, l'ultima domanda, che è una domanda che facciamo sempre qui all'Hot Corner, il tuo mito assoluto da foto sul comodino? A dire la verità io dovrei farmi un affresco sul comodino, perché ho talmente tanti miti, cioè ci sono quelli del teatro, ci sono quelli del cinema. Cioè fuori tipo l'ultima cena praticamente. Sì, io dovrei proprio fare una cosa così, diciamo Tognazzi ovviamente. Per quello che riguarda il cinema mi rimane, ogni tanto vado a vedermelo di nuovo perché ogni volta ti tira fuori qualcosa. Poi per il teatro potremmo stare qui delle ore, ma siccome Hot Corn parla di cinema non ne parliamo. Andrea Pennacchi all'Hot Corner, grazie Andrea. Grazie a te.